Il cartello sociale interviene oggi con una sua nota stampa sul libero consorzio dei comuni agrigentini. A seguito dell'elezione del Presidente del Consiglio, afferma il cartello sociale di Agrigento, riteniamo sia giunto il momento che il libero consorzio dei comuni agrigentini assuma con determinazione il ruolo che gli spetta, quello di cabina di regia delle politiche di sviluppo della provincia, un ruolo strategico troppo lungo, rimasto marginale, che oggi deve tornare al centro dell'azione istituzionale in un territorio che ha urgente bisogno di visione, coesione e progettualità condivisa. Il cartello sociale, formato da Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquiso, ribadisce con forza come il libero consorzio di Agrigento deve diventare il luogo del confronto permanente tra le amministrazioni, le parti sociali, le imprese, il mondo del volontariato e della cittadinanza attiva. Serve una regia autorevole e inclusiva per affrontare le grandi emergenze del territorio, dalla povertà alle infrastrutture, dal lavoro alla sanità, dalla transizione ecologica alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Non c'è tempo da perdere, il territorio agrigentino, per il cartello sociale agrigentino, ha bisogno di una governance all'altezza delle sfide attuali, capace di mettere al centro l'interesse collettivo, superando logiche frammentarie e autoreferenziali.